è stata un'enorme delusione e ci confermiamo, insomma, il solito paese di cialtroni, ecco, da questo punto di vista. Lo scontro politico a livello nazionale e poi la ricaduta nel locale, l'affossamento del DDL contro l'omotransfobia presentato dal deputato padovano Alessandro Zan è accolto con sconcerto dai rappresentanti del coordinamento LGBTE che si sono sentiti traditi dai membri di quei partiti politici che dovevano portare a casa questo risultato. Il voto segreto ha favorito questo voltafaccia e il disegno di legge almeno per 6 mesi rimarrà nel cassetto. Non era una richiesta che proveniva soltanto dal popolo italiano, ma è una richiesta che proviene dall'alto, dall'Unione Europea e dalle numerose risoluzioni che sono state adottate in tale ambito, con cui l'Unione invita gli Stati membri a legiferare in materia. Un sentimento, quello della comunità LGBT, comune a Treviso e altrove, un tema che ha suscitato reazioni opposte sui due fronti politici, l'esultanza sui social del commissario della Lega Gianangelo Boff da una parte, l'indignazione dall'altra del capogruppo del PD di Treviso Stefano Pelloni che attacca proprio il carroccio, e poi l'azzurro Emanuele Crosato che in aperta contrarietà con il suo partito scrive: oggi gli stolti festeggiano, perché anche nel trevigiano, secondo il coordinamento, una legge di questo tipo sarebbe urgente. La sera in cui c'è stato il Pride a Treviso nel 2016, uno degli organizzatori è stato picchiato da 10 persone. Cioè, quindi non stiamo parlando di qualcosa che non avviene nella quotidianità e Treviso non è immune da questi episodi. Contro quello che è avvenuto in Senato si stanno organizzando proteste di piazza. Sicuramente a Treviso ci sarà una manifestazione, adesso mi riservo di dire quando e dove perché è in corso insomma di organizzazione, come nel resto d'Italia. Ci sono a conoscenza di molti altri paesi, altre città che si stanno appunto adoperando per far sentire questo malcontento.